Bentrovati a Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo di Sant'Agata, è l'ottava. Per tutto il giorno in cattedrale a Catania le reliquie della martire catanese verranno esposte e saranno disponibili per la venerazione dei devoti. E poi, come sapete, questa sera ultima messa, perché le messe si succederanno alle 14:30, proprio in questi minuti ci sarà quella per i disabili, ma per tutta la giornata si sono seguite delle celebrazioni eucaristiche. L'ultima sarà alle 19, che noi manderemo in diretta, sarà celebrata dal Patriarca di Venezia. E poi subito dopo ci sarà la processione dell'ottava, il giro che verrà effettuato in Piazza Duomo. Tutto questo potrete seguirlo in diretta su Antena Sicilia e su Telecolor, perché andremo a reti unificate. Ma oggi parliamo di devozione e ho pensato di invitare delle devote di Sant'Agata per conoscere un po' la loro storia, come si sono avvicinate alla storia di questa fanciulla poi martirizzata nel 251, per conoscere un po' più da vicino la devozione di queste donne. Vi presento subito Roberta Pulvirenti, che è al mio fianco, e collegata con noi c'è Melania Vecchio, alla quale do il benvenuto. Come vedete, una giovanissima devota. Lei assieme ad altri ragazzi stanno facendo un percorso per approfondire la loro fede, ma anche per conoscere meglio, come dire, per seguire Sant'Agata con più consapevolezza. Melania, tu come ti sei avvicinata? Come è nata in te questa devozione a Sant'Agata? Allora, tutto è partito da mia madre, perché mentre era in gravidanza ha fatto un esame per cui risultava che io dovessi nascere con dei problemi di salute. E allora mia madre ha pensato di fare un voto appunto a Sant'Agata, in quanto anche lei devota precedentemente a questo episodio. E quindi diciamo che io fin da piccola, fin dal primissimo anno, ho indossato il sacco e poi ovviamente mia mamma ha contribuito alla mia formazione cristiana, diciamo così, e adesso a 24 anni ancora sono una devota fedelissima. Quindi tu vai in processione, segui quasi tutti i momenti più importanti, diciamo quelli che più ti fanno battere il cuore della festa di Sant'Agata. E qual è il momento che più ti piace, quello dove ti senti più unita spiritualmente a Sant'Agata? Ovviamente l'uscita dalla cameretta è il momento che penso tutti i devoti catanesi aspettano dopo un anno. Ecco, la regia ce lo sta proponendo, vedete? Sì. Sicuramente è molto emozionante per tutti questo momento ed è impossibile quasi da spiegare a parole in realtà. Sì. Non si prova un'emozione troppo forte. Grazie Melania, torneremo da te fra un poco. Roberta, per te qual è il giorno, il momento di Sant'Agata che più ti piace? Come è nata questa tua devozione? Allora, per me è il 4 di febbraio. È nata 30 anni fa, il giorno che è nato mio figlio. Infatti ha 30 anni che io metto il sacco, ma da ragazzina, anche da bambina, mia madre mi portava. E il 4 perché il 4 è un giorno suggestivo, ecco, anche la ragazza prima lo diceva, il buio della notte, l'aurora e quindi la messa dell'aurora. Io abito in un paesino, quindi mi preparo, mi sveglio molto presto e quindi già il cuore batte a 1000, e scendere per Catania e anche quella è un'emozione. Arrivare in cattedrale e sentire le urla dei devoti. E poi dopo un anno vedere il busto reliquiario di Sant'Agata. Non c'è altra emozione, anche se penso che è un'emozione personale. Ognuno di noi, se a chiunque facciamo questa domanda, la risposta è generica, è diversa, perché è un'emozione. Certo, si parla genericamente, però sì, poi ciascuno ha dei pensieri particolari. Dei pensieri particolari, perché rivederla, appunto, farlo uscire dalla cameretta, rivedere questo busto reliquiario, e tu ti manca il respiro, ecco, quasi manca anche ora perché è anche emozionante parlarne. E poi infatti il buio della notte, l'alba del nuovo giorno, rivederla lì fuori
Sembra che quasi lei, quando fanno i fuochi, appunto, all'uscita dell'aurora dopo la messa, sembra che lei stia accogliendo la sua città, i suoi devoti. A me piace molto Questa dimensione. questa dimensione, mi piace percorrere con lei la città antica, la Calata della Marina, la Civitas, perché quello mi fa ricordare anche la nostra storia, la storia che abbiamo studiato da bambine. E questa è tutta un'emozione. Sant'Agata è qualcosa per noi devoti qualcosa di veramente molto speciale. E io mi incammino con lei in questo percorso, appunto dopo la Calata della Marina, la Civita, ci parlo come se lei fosse una mia amica. Infatti la ringrazio scherzosamente, le dico grazie dei regali che mi fai, perché io la vedo così e la vedo sorridere ed è anche emozionante vedere questo camminare di popoli che non è soltanto il catanese. Ormai Catania è aperta a tutto il mondo, cioè la gente viene da tutto il mondo e quindi camminare lento lento, piano piano, fino ad arrivare a Piazza dei Martiri, l'altra emozione, altri canti, questo mi riempie molto di gioia. Poi da un 15 anni a questa parte io faccio parte di un'associazione Sant'Agata in Cattedrale. Con gli Amici del Rosario ho un'eredità di recitare il Santo Rosario fra Piazza Iolanda e Via Umberto. Ah, ecco, vi dividete un po'. Ci dividiamo, io ho scelto quel tratto lì. Infatti, come si dice che a Catania ci si incontra fra amiche qua e là, infatti io poi, dopo aver percorso fino a Piazza dei Martiri, poi mi stacco, vado con le amiche a mangiare qualcosa così al volo, perché mi voglio essere pronta appunto per questo Santo Rosario, che ti dico Adelaide è bellissimo. Recitare le preghiere con persone estranee, perché tu ti ritrovi gente che non hai mai conosciuto, forse non sanno neanche recitarlo, però tutti insieme si può fare, quindi questa è fede e presumo che Sant'Agata voglia proprio questo, stare uniti. Grazie Roberta, vediamo se abbiamo in collegamento Laura, l'ho intravista, eccola Laura, grazie per essere qui con noi. Laura, se dovessimo parlare della tua devozione, della tua fede, come sono nate? Buonasera a tutti, io sono Laura e in questo contesto agatino devo dire che sono una neodevota perché il mio avvicinamento, la mia devozione, l'affascinamento a Sant'Agata risale a circa 2 anni e mezzo fa. Per me che soffro di demofobia, di agorafobia, non avrei mai pensato di vivere questa festa dal vivo perché avevo paura. Quindi l'ho Avevi sempre paura, seguita in paura di che questo. cosa? Della folla? Di che cosa? Di Sì, trovarti in proprio mezzo a tante persone? Si sì, sente la tua paura voce di un po' trovarmi in mezzo alla vattata, folla. non la sentiamo bene. Comunque, Ora mi no, adesso proprio non sentiamo più proprio. Vabbè, adesso sì, però insomma vabbè, sistemiamo un po' questo collegamento. Nel frattempo io vi dico di andare in pubblicità, è una sosta brevissima, ma vedo Stefania Scaglione che addirittura è in strada. Stefania, ma cosa stai facendo lì? È un'altra devota di Sant'Agata. No, ma non ti sentiamo però, eh? No, non ti sentiamo. Mi sentite? Ora sì, ora sì. Sono qui praticamente in cattedrale. Ah, ecco. E cosa sta accadendo lì in cattedrale in questo momento? Adesso fra poco inizierà la messa per le persone diversamente abili Ecco. E tu? e per gli ammalati. Ok, Quindi assisteremo in questo momento alla messa e contestualmente c'è anche il bacio delle reliquie. esatto, la venerazione delle reliquie, perché appunto avevamo dato questa informazione proprio in apertura di trasmissione, che oggi è dedicata come ottava anche, lo si fa anche negli altri giorni della festa di Sant'Agata, però oggi è l'ultimo giorno in cui si possono venerare le reliquie di Sant'Agata. Stefania, come vivi tu la festa di Sant'Agata? Quali sono i momenti tuoi più emozionanti, quelli in cui tu ti senti più unita a Sant'Agata? Allora, dire la messa è un po' una banalità, cioè tutti i devoti, tutti i catanesi hanno come momento, diciamo, preferito forse la messa ora, perché
dopo 3 mesi c'è questo incontro, insomma, questo abbraccio dai suoi occhi che abbraccia come se riscaldasse il cuore. Però io per il mio capodanno dell'anima. Ah, il tuo capodanno dell'anima è la messa dell'Aurora, bellissimo. Ma perché non ci fai vedere col cellulare cosa in questo momento è la piazza? Perché probabilmente l'audio viene male. Forse volo insieme. Esatto, io credo che il fatto che la voce non si senta bene è perché c'è questo gran vento. Va bene Stefania, ti ringraziamo per questo tuo contributo, ma ti lasciamo appunto alla messa e a seguire insomma le ultime fasi dell'ottava di Sant'Agata. Se ci sarai ci rivedremo stasera alle 19 quando inizieremo. Volentieri. Quando su Antenne Sicilia e Telecolor inizieremo la nostra ultima diretta, almeno per questa fase della festa di Sant'Agata, ma sappiamo che è l'anniversario dei 900 anni dalla traslazione delle reliquie da Costantinopoli a Catania, e quindi ci saranno sicuramente tanti altri eventi, però per i devoti di Sant'Agata, diciamo che la venerazione delle reliquie e del busto reliquiario si conclude oggi. Poi se ne parlerà in estate, quindi anche oggi sarà una processione più raccolta, più intima. Anche questa è molto bella per chi ama Sant'Agata, per chi ama le processioni, anche perché ci sono tutte le associazioni agatine che andrete. Sì. Ci sono tutte le associazioni agatine che andremo. Con i gonfaloni, è una bella processione. Una bella processione, sì. E poi più intima. la messa sarà celebrata dal Patriarca di Venezia, perché è stato proprio lui, oggi è stata apposta una targa, un'iscrizione in cattedrale, è stato proprio il Patriarca di Venezia che ha permesso che arrivassero a Catania le spoglie di Santa Lucia. Fra poco ne parleremo. Anche Santa Lucia, devotissima di Sant'Agata, venne in pellegrinaggio a Catania. Sant'Agata era già morta perché Lucia è più giovane rispetto a Sant'Agata, che è nata anni dopo. La sua devozione insomma ha chiesto un miracolo che poi è avvenuto, e le spoglie però di Santa Lucia non sono in Sicilia ma a Venezia. Nel 2024, proprio a dicembre, fine dicembre del 2024, il Patriarca ha concesso che queste spoglie venissero a Catania. Ci fermiamo per qualche istante, c'è la pubblicità, torneremo fra pochissimo a parlare di Sant'Agata e a parlare con le devote di Sant'Agata. A tra poco. Eccoci, stiamo parlando di Sant'Agata, della devozione a questa martire catanese. Abbiamo delle devote di Sant'Agata, Roberta in studio, collegata Stefania, che però abbiamo salutato perché in Piazza Duomo tra poco andrà a messa, ci testimoniava come il forte vento non riuscivamo nemmeno a sentirla bene. Collegate con noi c'è anche Laura Guagliardo e Melania Vecchio. Laura, ci dicevi della tua devozione, ecco la Melania ed ecco Laura. Laura, in sintesi, com'è nata questa tua devozione che poi hai espresso anche in un libro? Come si intitola questo libro? Allora, la mia devozione è nata grazie alla persona che ha in studio, devo dire grazie a Roberta, perché io attraversavo un momento difficile della mia vita e Roberta, con tanto amore come si fa con la mamma e un figlio, mi ha permesso di avvicinarmi alla festa, di vederla dal vivo, di assistere appunto anche alla catechesi agatine, che sono degli incontri spirituali significativi. Quindi pian piano che ci hanno poi superato la paura della folla e sei andata anche tu in processione. Sono andata, sì, sono andata direttamente il 4, mi sono catapultata proprio, anzi Roberta con garbo e con la gentilezza che la contraddistingue mi ha permesso di superare la paura che mi aveva sempre invece invasa. E il 4 è il giorno più bello in cui seguo la Sant'Agata, perché la vivo in maniera anch'io molto personale, e mi identifico un po' anche nel suo martirio, perché da malata, avendo avuto un pregresso oncologico per una malattia al seno, infatti faccio parte anche dell'associazione Andos, un'associazione donne operate al seno, quindi un po' mi identifico in Agata.
E a questo proposito ci sono tanti eventi che mi collegano, che sono concomitanti ad Agata, tanti miei accertamenti, tanti miei controlli coincidono con il febbraio. E per ultimo anche la presentazione di un libro di cui sono protagonista, che è il 4 febbraio 2026. Il libro si chiama La casa dai mattoni rossi. Vedete? Sì, 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 stiamo vedendo. È un libro voluto dalla dottoressa Catalano e dalla professoressa Travagliante. Mi sente? Dove tu, sì, ti sentiamo Laura, dove tu racconti anche la tua storia, va Sì, bene Laura, la casa ma parliamo della devozione a Sant'Agata, quindi Sì. hai superato quindi e hai detto che il giorno più bello per te è il 4, quando c'è la messa dell'Aurora e poi inizia tutto il giro esterno. Grazie Laura, torno da Melania. Melania, allora invece per te qual è il giorno più bello? Dicevi il 4 per te? Il 4, anche perché Sant'Agata passa dal mio quartiere che è la Civita. Ah, ecco. Sì, e quindi questa cosa mi lega maggiormente. Sapere che secondo la tradizione anche lei, insomma, ha vissuto qui in questa parte di Catania è qualcosa che ci lega particolarmente a tutti i civitoti in realtà. Ed è bello anche i bambini che cantano. C'è il convitto Cutelli che prepara appunto il canto quando passa Sant'Agata, e secondo me è uno dei momenti più emozionanti. Sì, e abbiamo sempre documentato nelle nostre dirette, il 4 appunto, cioè, ci sono sempre questi bambini che intonano gli inni a Sant'Agata proprio in piazza Cutelli. Melania, ma tu con tanti altri giovani state facendo un percorso per conoscere meglio la storia di Agata, per approfondire temi di fede, in cosa consiste? Sì, io faccio parte come altri ragazzi del gruppo dei giovani devoti. Diciamo che ultimamente nell'ultimo periodo stiamo organizzando appunto degli eventi per far conoscere dei simboli specifici di Sant'Agata, della sua storia e anche della festa. Infatti abbiamo fatto un evento che riguardava il velo, il Flammeum, qualche settimana fa. Ce ne sarà un altro a breve che riguarda invece il sacco. Secondo me è veramente un'occasione per me in primis, ma anche per gli altri, perché sostanzialmente noi sappiamo molto del racconto orale che ci viene fatto dai nostri genitori, dai nonni, però effettivamente avere una conoscenza della festa, della storia di Sant'Agata ci permette di viverla maggiormente. Certo, vuoi dare, ci sono degli appuntamenti che qualche tuo coetaneo può seguire a breve, ci sono delle date, qualcosa anche per invitarli? Sì, il 21 febbraio appunto ci sarà questo evento che riguarda il sacco, E dove la si svolgerà? processione penitenziale Dove si svolgerà? alla chiesa dell'Abbadia. Ah, ecco, quindi c'è un orario, qualcosa che possiamo già annunciare? Pubblicheremo sui social appunto tutto, sarà ovviamente di sera, un sabato sera. Ah, quindi Quindi ragazzi che invito state a dare ascoltando. un'occhiata. Esatto, Sì. quindi possiamo lanciare Sulla pagina un Instagram. invito a tutti i ragazzi che in questo momento stanno seguendo questa trasmissione. Se volete unirvi ai giovani devoti, insomma c'è questo primo appuntamento a breve. Loro si incontrano già da un po', da qualche annetto, però se volete iniziare a seguirli potete farlo già dal 21 febbraio. Grazie Melania, torno da Roberta. Grazie. Roberta, allora ci sono tu dicevi, raccontavi intanto il giorno che è nato tuo figlio, sì. Quindi quello è un momento certamente per te importante. Memorabile, eccetera, e lo leghi alla storia di Sant'Agata. Ci sono stati altri momenti che tu hai sentito forte la presenza di Sant'Agata nella tua vita? Sì, Adelaide, più di una volta, magari sono più personali, certo, e li tengo per me, però nella mia vita Sant'Agata c'è tutti i giorni. Questo è stato anche un motivo per un altro per iscrivermi alla mia associazione Sant'Agata in Cattedrale.
L'associazione femminile Sant'Agata Sant'Agata in Cattedrale. Vi Noi- riunite in cattedrale? No, avete una No, sede? in sede, sì, in via San Placido, facciamo delle catechesi con le suore francescane e poi io dall'anno scorso che ero vicepresidente, ora le associazioni sono commissariate, ma continuiamo sempre il nostro lavoro. Devo statuire. Io mi sto occupando di portare un sorriso a chi ne ha bisogno. Siamo andati l'anno scorso a Sant'Agata di Battiati in una casetta di nonnini, una casa di riposo. Adelaide, è emozionante andare lì perché loro cantano a squarciagola l'inno, si sono fatti la candelora, guarda, è un'emozione, Candelora si non sono te lo fatti. posso dire. Sì, Quindi c'è sta portate questa candelora. gioia, anche questa Sì, vostra devozione, sì. la fate vivere ai vecchietti. Bellissimo. Bellissimo, guarda. Ai nonnini, Ai quindi nonnini, io li portate un chiamo così. sorriso. Io li chiamo così, i nostri nonnini. Tu pensa che appunto alcune socie sono andate 2 giorni fa, io non sono potuta andare per motivi miei di salute ed è stato molto bello ritrovarmi il telefono pieno di video di questi nonnini che mi salutavano, che ho Certo. fotografie e questo è molto bello. L'anno scorso siamo andati pure per la festa della donna al Cannizzaro, ci ha invitati la dottoressa Catalano e abbiamo portato una mimosa a tutte le donne operate al seno. Bellissima, quindi diciamo che associate Sì. la carità Sì. ai momenti di catechesi, di Ecco, sì. verifica e anche di approfondimento della fede. Ma a Della proposito fede. di carità dobbiamo ricordare la missione Sant'Agata 2026, cioè che si ripropone di realizzare un cappello oratorio in Uganda. C'è un IBAN che si può trovare, un IBAN, anche sì. con una piccola cifra si può partecipare, poi ci sarà anche un sorteggio, insomma basta andare anche in cattedrale o comunque online. L'iniziativa è stata lanciata dagli amici dall'associazione Amici del Rosario, ma anche dalla diocesi, insomma c'è una concomitanza di intenti in questo Sì, caso. già ci sono stati costruiti dei pozzi d'acqua, Sì, quindi l'anno scorso sono stati costruiti dei pozzi e insomma Sant'Agata è venerata in tutto il mondo, in molti paesi del mondo e quindi c'è anche questo sguardo di carità che si estende e quindi parte di quello che viene raccolto quest'anno al Pontificale insomma andrà per realizzare questa cappella oratorio. Tornerei di nuovo da Laura proprio per le ultime battute perché siamo quasi in chiusura. Laura, allora ci stavi raccontando la tua devozione che si lega a molti momenti legati proprio alla figura di Sant'Agata. Tu dici mi riconosco un po' in lei per i problemi che hai avuto al seno, quindi un percorso oncologico superato. Ecco, cos'altro possiamo aggiungere? Cosa possiamo aggiungere, Adelaide? Niente, io sono emozionata perché per vivere questo momento accanto ad Agata, io la chiamo ormai Agata, per me è catartico perché mi libera dal dolore, anche dalla rabbia, perché io avevo perso anche la fede in Dio in un periodo delicato della mia vita e quindi avvicinarmi ad Agata è stato appunto liberatorio. Quindi per me ora Agata è un'ancora di salvezza. Io prego sempre, parlo sempre con lei nei momenti più bui della mia vita, quando appunto devo fare anche non solo quanto si ha bisogno, ma anche quando sono serena. E in questo momento, grazie a Dio, grazie ad Agata, ho raggiunto l'equilibrio che avevo perso purtroppo con gli eventi funesti che mi sono appunto catapultati, mio malgrado. E niente, dico sempre grazie ad Agata, perché è diventata per me un'amica, una sorella, è tutto per me Agata e questo è veramente inimmaginabile, se pensare che fino a 2 anni fa non conoscevo nemmeno l'esistenza, avevo anche paura di andare a vederla dal vivo. Quindi veramente singolare la storia di Laura, da che quasi non sopportava o comunque aveva paura di queste lunghe processioni con tanta gente. Laura adesso la si vede in processione, la si vede pregare, quindi la figura di Agata ti ha avvicinato anche a Dio, alla fede, alla Chiesa, perché da quel che capisco fino a 2 anni fa tu non frequentavi neanche la Chiesa o non è così?
Sì, fino a 2 anni fa circa non volevo più entrare in chiesa, non volevo più ascoltare una messa e quindi avevo un rifiuto. Però poi, ripeto, grazie a Roberta tutto ciò si è modificato, è cambiato e ora sono una devota a tutti gli effetti, anche se, come dicevo prima, la vivo a modo mio, in maniera molto personale ed intima, senza esibizionismo, senza perché anche questo tanto tempo fa era anche una delle pecche che non sopportavo della festa di Sant'Agata. Però ora invece tutto questo, anche il folklore della Ghettiennea, di tutto quello che ruota attorno ad Agata mi fa piacere, quindi vado veramente con felicità, mi avvicino a lei. Bella questa testimonianza di Laura, davvero. Roberta, come hai Sì, fatto infatti, ad avvicinare questa donna che era arrabbiata con Dio, arrabbiata con era tutti, che non arrabbiata, sì, entrava era più in arrabbiata con chiesa? Dio e infatti, Quale- però io ho detto che Gesù, Sant'Agata, non voglio la morte di un fratello o altro, non sono Non loro. vogliono il nostro dolore, Non vogliono non il lo nostro desiderano, dolore, non lo vogliono assolutamente, desiderano quindi la nostra anzi, felicità. anzi, avere la fede ci aiuta a parlare con loro, credere e dire ok, va bene anche così, va bene tutto, perché è giusto che dobbiamo accettare tutto. È la vita, Adelaide, è così, io la penso così, ho cercato Trasmettere di questa tua trasmettere a fede. lei e ora mi emoziona perché la vedo veramente parlare così e dico, beh, allora ho fatto un buon lavoro. Tu diciamo che ci hai messo i mezzi, ma poi il lavoro più grande lo fa L'ha fatto sempre Dio, quello non ce lo dobbiamo scordare. che È come interviene con lo quest'anno, ad Spirito Santo. esempio, se posso. Sì, anche perché siamo adesso in chiusura. Ah, niente, solo questo. Durante Rosario, ad esempio, mi incontravo con delle ragazzine, sai, tutte truccate così, che avevano il sacco e poi avevano la spilletta di Sant'Agata nella scuzzetta. Allora io ho spiegato loro che la scuzzetta ha un motivo e non si mette la spilletta lì, che la spilletta di Sant'Agata andava messa addosso. Allora queste ragazzine che mi ascoltavano tutte fare questo gesto, guarda, me ne sono andato, ho detto quest'anno Sant'Agata 2026 mi lascia questo ricordo. Bellissimo, perché è giusto anche educare, mi rifaccio infatti ai ragazzi che stanno facendo sabato prossimo la lezione sul sacco, educare anche questi nuovi devoti, questi Certo. giovani devoti e dire sai il sacco comportati così, ci si veste così e quindi mi è piaciuto molto che loro mi hanno ascoltata. Allora dico, Certo, quello che dice Roberta è che tutto nella festa di Sant'Agata ha un senso, quindi se si indossa un sacco, se si indossa una scuzzetta, se c'è un fazzolettino da sventolare quando passa Sant'Agata, ecco, non sono dei gesti casuali. infatti. Tutto ha un significato e quindi il rigore anche nell'indossare un sacco e la scuzzetta non sono delle, come dire, delle regole, delle cose che possono anche sembrare un po' moralistiche o pesantie, no, è vivere con più coerenza quello che si indossa e quello che si vuole rappresentare. Proprio così. Finiamo qui perché Proprio siamo così. già fuori tempo massimo. Io ringrazio Roberta, Grazie a te, Adelaide. ringrazio Laura che si è collegata e ci ha raccontato la sua storia. Grazie dell'ascolto. E ringrazio anche Melania. Allora, buon proseguimento. Questa sera l'appuntamento, ecco, lo ricordo ai nostri telespettatori, alle 19, anzi 2 minuti prima delle 19 ci colleghiamo, saremo in piazza Duomo, manderemo in onda la messa e subito dopo la messa trasmetteremo in diretta su Antena Sicilia e su Telecolor, quindi a reti unificate e su Sicilia Web, non dimentichiamo Sicilia Web, c'è anche l'app Sicilia Web, trasmetteremo la processione dell'8ª. Allora, grazie per averci seguito, alla prossima e buona festa di Sant'Agata.